è con Lui. Degno è capito l'amore. Degno. Degno è l'agnello. Degno è capito l'amore. Degno è l'agnello. Degno è l'agnello. Degno è capito l'amore. Degno è l'agnello. Degno è capito l'amore. Degno è l'agnello. Degno è capito l'amore. Degno è l'agnello. Oh che stupenda casa. Oh che sublime amore. Hai preso il posto. Incrocerà per me. Incrocerà per me. La vita hai dato tu. La vita hai dato tu. Per darmi la libertà. Per darmi libertà. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto. Oh, 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 oh. Per ciò che hai fatto in me. Alleluia. Alleluia. Per ciò che hai fatto in me. Oggi io canto per ciò che hai fatto in me. Ho sentito una frase questa settimana che dice così che noi dobbiamo raccontare la nostra testimonianza a noi stessi. Noi dobbiamo raccontare la nostra testimonianza a noi stessi, perché noi sappiamo da dove Dio ci ha tolto. Noi sappiamo qual era la nostra storia, qual dovrebbe essere la nostra storia. E quando noi ricordiamo quello che Gesù ha fatto in noi cominciamo a credere di più. Noi cominciamo a ricordare che noi non vogliamo più tornare dove eravamo prima. Noi cominciamo a ricordare che oggi noi possiamo avere un Dio in mezzo alla nostra tempesta, in mezzo alla nostra difficoltà, in cui noi possiamo confidare. Perché Lui è venuto e ci ha salvati dalle tenebre. E quando noi raccontiamo la nostra testimonianza a noi stessi, noi ricordiamo: io posso avere fiducia in Dio. Io so quello che Dio ha fatto nella mia vita. Per questo io voglio confidare nel mio Dio. Confido in Dio perché Lui è il mio Salvatore. Confido in Dio perché Lui mi ha travolto la mia vita. E non so quello che stai passando, ma una cosa io lo so: Dio ti ha tolto di un posto, Dio ti ha tolto di un luogo dove tu non vorresti più tornare. E oggi tu puoi dire: io confido in Dio perché Lui è mio Salvatore. Una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, Nato di nuovo, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario Lui diede per me. Io confido in Dio, il mio
cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore, così dice la parola. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confida in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Cari Chiesa, Lui non fallirà. confido in Dio. Io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Io confido in Dio. Nosso melhor amigo. Esse nosso melhor amigo. Aleluia. Aleluia. Gesù è il tuo melhor amigo, Gesù è il tuo Salvatore. Ma esiste una parola che a volte ci allontana da Dio, dello Spirito Santo e dell'agire di Dio nella nostra vita. Tutto comincia da questa parola che è l'orgoglio. L'orgoglio è una parola che ci allontana da presenza del nostro Dio. E forse tu sei lontano da Dio. Forse tu sei lontano dalla casa del Padre. Ma forse non torni perché pensi che cosa penseranno di me. Oggi che l'orgoglio sia rotto dentro di noi
che noi possiamo cominciare a camminare nella presenza di Dio, che noi cominciamo a fare quei passi che noi non abbiamo fatto, che noi possiamo cominciare a fare quei passi in cui noi eravamo fermati, che la nostra vita ministeriale, la nostra vita con Dio possa ricominciare a muoversi. Oggi noi schiacciamo via ogni orgoglio della nostra vita, Signore. Perdona, Signore, se noi siamo stati indifferenti a Te. Perdonaci, Signore, se noi eravamo lontani da Te. Perdonaci, Signore, se noi siamo lontani dal nostro primo amore, da quel fuoco che bruciava dentro di noi, da quel fuoco che ardeva dentro di noi, da quel fuoco, Signore, che ci faceva correre ai Tuoi piedi, alla Tua presenza. Noi vogliamo di più della Tua presenza. Noi vogliamo di più di Te, Spirito Santo. Noi vogliamo di più della Tua faccia in noi. Noi vogliamo contemplare la Tua faccia, Signore. Noi vogliamo sentire la Tua presenza. Signore, che ogni orgoglio sia rotto dentro di noi. Che sia rotto dentro di noi. E noi possiamo avvicinarci a Te. Avvicinarci alla Tua presenza. Piegarsi alla Tua presenza. Spirito Santo. Volto in Tua presenza. Puoi dichiarare questo ai Tuoi piedi. Ai Tuoi piedi è dove io voglio stare, in mezzo alla Tua santità. Io voglio restare. Ascolta questo. Non per benedizioni, Gesù, non sei in debito con me, più di ciò che puoi fare per me. Io voglio Te. Mi pento se sono stati indifferenti, mi pento se ero lontana da Te. Portami al primo amore, io apro il mio cuore a Te. A volte in Tua presenza, a volte ai Tuoi piedi. Io voglio dichiari non per benedizione, non per benedizioni. Gesù, non sei in debito, più di qua, più di ciò che puoi fare per me. Io voglio Te. Io voglio Te, solo Te. Solo Te, niente più di Te. Io voglio Te, solo Te, Gesù, solo Te.
diz: eu voglio. Solo te, Gesù. Io voglio te, solo te, Gesù, solo te, solo te, niente più di te. Vogliamo più di te. Ancora. Vieni, la tua gloria. Vogliamo più di te. Uma coisa, ascoltaci, Signore. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar.
Comincia a parlare del Signore, io voglio più della tua presenza. Comincia a dire, io voglio più della tua presenza, Gesù. Io voglio di più della tua presenza. Io voglio di più della tua presenza. Io voglio di più della tua presenza. Tua presenza, tua presenza, tua presenza, tua presenza. Noi non vogliamo oro, noi non vogliamo argento, noi non vogliamo pietre preziose, noi non vogliamo i soldi, noi non vogliamo una casa gigante che inonderà i nostri cuori di cose, ma noi vogliamo prima di tutto la tua presenza, Gesù. Noi vogliamo prima di tutto la tua presenza, Gesù. Noi vogliamo la tua presenza, Gesù. Ciò che ci importa è la tua presenza, è la tua presenza, perché senza la tua presenza dove andiamo noi, dove staremo noi, dove andremo, dove staremo noi senza la tua presenza, Gesù. Senza la tua presenza, vieni, scendi la tua gloria. Vogliamo più, vieni, scendi la tua gloria. Vogliamo più. Vogliamo più di te. La presenza del Signore è in questo luogo questa sera. Se tu oggi sei venuto qua per ricevere una risposta di Dio, se sei venuto qua per ricevere forza da parte di Dio,
se sei venuto qua per ricevere consolazione da parte di Dio, se sei venuto qua semplicemente per sentire la sua presenza, sei nel posto giusto questa sera. Non c'è nessun altro luogo in cui tu dovresti essere, non c'è nessun altro luogo in cui tu dovresti andare. Come gli apostoli un giorno dichiararono: dove possiamo andare noi lontano da te? Soltanto tu, Gesù, hai parole di vita eterna. Che queste parole oggi possano riempire il tuo cuore, che queste parole oggi possano trasformare la tua anima, che queste parole oggi possano farti uscire di qua rinnovato, ricaricato, con uno Spirito Santo che già vive dentro di te, attivato per fare la differenza in questo mondo. Che oggi Dio abbia quella parola che tu sei venuto a cercare in questo luogo. Amen. Io ti invito a sederti in questo momento. Se si possono accendere le luci. Non so se volete aprire il portone questa sera, così da far venire dentro un po' di fresco. So che abbiamo il refrigerio dello Spirito Santo, ma anche il refrigerio della temperatura che forse fuori è un po' più bassa di quella che c'è dentro, forse no, ma magari può aiutare un pochino. Abbiamo diversi visitanti questa sera che ci visitano per la prima volta. Chi oggi è qua per la prima volta, se può alzare la mano. C'è qualcuno vicino a loro che può andare a dargli un abbraccio? Tenete la mano alzata così che qualcuno possa venire a darvi un abbraccio, ricevervi. Tutto il resto della chiesa cos'è che può dire? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso ai nostri visitanti. Che come ognuno di noi oggi sono venuti nel posto giusto. Amen. Il nostro desiderio per ogni nostro visitante ogni volta è che possiate uscire da qua con un po' di questa presenza di Dio che ci ha fatto compagnia in queste prime lodi, con un po' di questo spirito, e portarlo nelle vostre case, che possa accompagnarvi in questa settimana, dandovi ogni giorno nuove forze, dandovi ogni giorno la capacità di affrontare le sfide di questo mondo, sapendo che Gesù Cristo è al vostro lato. Amen. Amen. Facciamo una preghiera per iniziare questo momento. Signore Gesù, siamo qua, Signore, oggi alla tua presenza, ti abbiamo lodato, Signore. Abbiamo alzato te, la nostra migliore adorazione. Io credo, Signore, che ciò che è venuto dal profondo del nostro cuore, tu l'hai ricevuto e l'hai ricevuto con gioia. Per questo, Signore, io ti chiedo che tu possa venire anche a fare la tua parte in questo luogo. Vieni, Signore, a riempire oggi i nostri cuori con le tue parole. Donaci, Signore, la trasformazione che tu vuoi. Metti in noi, Signore, il seme che tu vuoi, affinché, Signore, noi questa sera non usciamo di qua solo avendo imparato qualcosa di più sulla tua parola, ma che possiamo uscire di qua rinnovati dalla tua presenza e dalla tua grazia nelle nostre vite. Nel nome di Gesù, Signore, benedici in questo momento, continua a benedire questo adorarti ed ogni persona che questa sera è qua presente e ha desiderio di ricevere di più di te, come abbiamo appena cantato. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo, Signore, per ciò che hai già fatto e che ancora farai in questa serata, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi invito a aprire le vostre Bibbie nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, l'ultimo versetto.
Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21, dice così: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Amen. Amen. Questo è solamente il versetto con cui voglio aprire questa parola, perché non c'è probabilmente in tutta la Bibbia un versetto migliore che riassuma in poche parole quello che è il ministero della salvezza del nostro Signore Gesù Cristo. La dottrina, oggi abbiamo qua Soterio, no? Sai cosa significa il tuo nome, Soterio? Penso di sì. Salvatore, esattamente, o Soterio è Salvatore. La dottrina della soteriologia, no? Come viene chiamata in teologia, è la dottrina della salvezza, e non c'è un versetto migliore come quello di Seconda Corinzi 5:21 che possa riassumere in poche parole i 15 termini che sono usati nell'originale in greco. Sono 15 termini che più di tutto possono racchiudere in sé, in quelle poche parole, il ministero della salvezza di Dio, perché in queste poche parole noi capiamo come Dio ci ha dato Gesù che non aveva peccato, che non era peccatore e mai fu peccatore. Non pensiate che quando Gesù è salito in croce è diventato peccatore perché ha preso su di sé i nostri peccati. Lui ha preso su di sé i nostri peccati, sì, ma non è diventato peccatore per questo. Semplicemente ha caricato su di lui i nostri peccati. E questo versetto ci dice che Dio ci ha dato Gesù che non aveva peccato, che non era peccatore, ma lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E è proprio di questo che voglio parlarvi oggi, no? Del miracolo più grande che possa esistere per tutti quanti noi. Ho già raccontato questa testimonianza sicuramente a diverse persone, non mi ricordo se l'avevo raccontata anche qua in chiesa, di come alcuni mesi fa, prima del culto, una persona mi aveva fermato e mi aveva detto, un po' tristemente, che non riusciva più a vedere i miracoli di Dio, non riusciva più a vedere il sovrannaturale di Dio. Si trovava in un momento della sua vita che non riusciva più a vedere tutte queste grandi cose, no? Che magari in passato riusciva a vedere. E proprio quella sera, mi ricordo, io in realtà non gliel'ho detto, ma noi stavamo vedendo come chiesa tantissimi miracoli sovrannaturali. Proprio in quella settimana la nostra sorella Natalia aveva ricevuto una guarigione miracolosa da parte dello Spirito Santo. La nostra sorella Goia era stata battezzata nello Spirito Santo proprio in quella serata, in quella settimana, con il dono, no, di lingue strane, no, di diversità di lingue, come evidenza del suo battesimo nello Spirito Santo per la paura di suo marito Edoardo quasi. E noi stavamo vedendo tutte queste cose miracolose, tutte queste cose sovrannaturali, ma questa persona non riusciva a vederle, non riusciva a vedere questi miracoli di Dio. Proprio però in quella serata, in quel culto, la pastora Andrea ha predicato una parola e alla fine di quella parola noi abbiamo fatto quello che solitamente si chiama l'appello, no? Noi non siamo soliti fare questo appello alla fine del culto, dove diciamo: se tu vuoi dichiarare il tuo Signore, Gesù come tuo Signore e Salvatore, vieni qua davanti, pregheremo per te. Noi abbiamo fatto quell'appello quella sera e 7 persone hanno consegnato la loro vita a Gesù, dichiarando con la propria bocca che Lui è il loro Signore e credendo questo con il loro cuore, credendo che Dio lo ha risuscitato dai morti, così come c'è scritto in Romani al capitolo 10. E penso che quella sia stata la risposta più grande che lo Spirito Santo potesse dare a quella persona in quella sera, no? Una persona che non riusciva a vedere miracoli, che non riusciva a vedere il sovrannaturale. Proprio in quella serata 7 persone hanno raggiunto la salvezza. E non c'è miracolo più grande per noi uomini
che raggiungere la salvezza. Questo è il massimo a cui noi possiamo aspirare. Questo deve essere il desiderio primo del nostro cuore. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno ci dovremo svegliare dicendo: Dio, io oggi voglio vivere come un salvato, voglio essere salvo e conservare la mia salvezza fino a quel grande giorno. Questo deve essere il primo desiderio del nostro cuore. Non tanto il vedere i miracoli succedere nelle nostre vite, non tanto il vedere guarigioni miracolose succedere nelle nostre vite. Certo, tutto questo fa parte dell'essere cristiani, perché Dio è un Dio di miracoli, è un Dio che si prende cura di noi, e questo fa parte della nostra vita cristiana. Ma il nostro desiderio, il nostro obiettivo più grande deve essere quello della salvezza. Non so se vi ricordate, c'è stato un giorno in cui Gesù ha chiamato 70 suoi discepoli, 70 persone, no? Che camminavano con lui, e gli ha dato temporaneamente il potere di fare cose miracolose. Gli ha dato temporaneamente il potere di andare a scacciare demoni, di andare a compiere guarigioni, di fare tutte queste cose sovrannaturali. Queste 70 persone sono partite in missione, sono andate, hanno fatto cose grandiose, hanno fatto cose sovrannaturali, hanno scacciato demoni nel nome di Gesù, hanno imposto mani su infermi, li hanno guariti, hanno fatto cose fantastiche. Dopodiché sono tornati da questa missione, no? E sono andati da Gesù e hanno detto: Gesù, io nel tuo nome ho scacciato dei demoni, io nel tuo nome ho pestato la testa di Satana, no? Come si canta in qualche corigno brasiliano, no? Io nel tuo nome ho fatto guarigioni, nel tuo nome ho fatto cose fantastiche. E Gesù, no? Guarda loro e gli risponde: complimenti ragazzi, ottimo lavoro. Siete stati bravissimi a scacciare demoni, siete stati bravissimi a compiere guarigioni, siete stati bravissimi a mettere a frutto lo Spirito Santo che io vi ho dato, ma non rallegratevi di queste cose. Non rallegratevi per questi miracoli che avete visto, non rallegratevi di queste cose pazzesche che avete fatto. Piuttosto, ciò per cui oggi voi vi dovete rallegrare è che il vostro nome è scritto lassù in cielo. Chi cerca Dio, chi cerca Gesù per qualsiasi altra cosa che non sia la salvezza, sta cercando Gesù per il motivo sbagliato. Non so se vi ricordate quella volta in cui Gesù ha moltiplicato pani e pesci per migliaia di uomini, donne e bambini, no? Dopo che ha fatto questo miracolo incredibile, lui se n'è andato e tutte queste migliaia di uomini hanno cominciato a seguire Gesù, no? In tutta la Giudea, di qua, di là, dove Gesù si spostava, questa folla di uomini seguiva Gesù. A un certo punto Gesù gli dice: ragazzi, basta, no? Basta seguirmi, perché io so perché voi mi state seguendo. Voi mi state seguendo perché io vi ho dato del pane, io vi ho dato da mangiare, ma questo non è il motivo giusto per seguirmi. Non adoperatevi, dice Gesù, non mettetevi all'opera, non datevi da fare, significa, no? Per capirci, non datevi da fare per un cibo che è solo qua, solo per oggi, solo per questa terra. Traduciamolo magari in quello che possiamo vivere oggi. Non datevi da fare per ricevere oggi una guarigione da Gesù. Non datevi da fare per ricevere oggi solo e semplicemente un miracolo da Gesù. Non datevi da fare solo e semplicemente per ricevere una parola di conforto da parte di Gesù. Non venite in chiesa solo e semplicemente per ricevere qualcosa del genere. Piuttosto, dice Gesù, datevi da fare per il pane che dura a vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi può dare. Questo pane che dura a vita eterna è la salvezza. Ciò per cui noi dobbiamo darci da fare, ciò per cui noi dobbiamo cercare Gesù è la salvezza, è la vita eterna, e qualsiasi altro motivo per cercare Gesù è un motivo sbagliato. Quando i discepoli si preoccupavano: ma seguendoti che cosa mangeremo, di che cosa ci vestiremo? No, perché Gesù era uno che mandava i suoi discepoli in missione e gli diceva: non portatevi via da mangiare, non portatevi via i vestiti, non portatevi via il ricambio, andate così come siete, state tranquilli che Dio provvederà, no? E i discepoli ovviamente erano preoccupati, no? Perché immaginati, tu devi andare dall'altra parte dell'Italia oggi, soltanto come sei vestito oggi,
senza borsa, senza niente, senza soldi, sei preoccupato, no? E Gesù diceva vai, non preoccuparti, Dio provvederà. E loro erano preoccupati di queste cose, ma che cosa mangeremo? Se mi sporco i vestiti, con cosa mi cambierò? E Gesù gli ha detto, ragazzi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima la salvezza di Dio. E tutte le altre cose Dio ve le darà in più. Cercate prima di essere giustificati da Dio in quel grande giudizio del trono bianco che un giorno passeremo, dove tutti quanti andremo lì e Dio avrà questo quadernone, no? E vedrà scritto, lì tu hai fatto questo, ma noi, se abbiamo lo Spirito Santo in noi passeremo da questo giudizio dicendo giustificato, no? Con questo bel foglio che dice noi siamo già salvi, siamo liberi, siamo diretti in paradiso. Cerchiamo questo, cerchiamo la salvezza, cerchiamo la giustificazione e tutte le altre cose ci saranno date in più. Non sto dicendo che è sbagliato venire ai piedi di Gesù per cercare un miracolo, non sto dicendo che è sbagliato andare da Gesù quando abbiamo bisogno di conforto, di consolazione, di cura, non sto dicendo questo. Sto dicendo soltanto che tutte queste cose Dio ce le darà. Dio ce le darà. Perché Lui si prende cura di noi. Ma ciò che dobbiamo cercare più di tutto è la salvezza. E quando si parla di salvezza, no, c'è tutta, come ho parlato prima, questa soteriologia, no? Questa parola un po' difficile, almeno che non ti chiami soterio, che allora diventa più facile. Ma questa soteriologia ha tutto un processo, no, di cose che avvengono, no? La salvezza. Cioè, immaginatevi, non so se voi guardate le serie TV, penso di no perché siete cristiani, ma guardate quelle serie TV di ladri, no? Che vanno a fare i colpi impossibili. So che non le guardate, quindi vi sto parlando di cose che a me hanno raccontato, perché neanche io le guardo, ovviamente, no? Nessuno di noi le guarda. E fanno vedere, no, in queste serie TV il piano, no, di questi ladri che devono fare un piano difficilissimo per riuscire a entrare nella banca, bla bla bla, no? Ecco, il piano della salvezza di Dio è 10.000 volte più complesso dei piani di queste serie TV, di questi film. È un piano che è cominciato migliaia di anni fa, quando Adamo e Eva hanno commesso il primo peccato, è andato avanti e va avanti fino ad oggi e andrà avanti fino al giorno del giudizio, no? Fino a lì è tutto un piano che continuerà, è qualcosa di, no? Perché quando Adamo ha peccato, lui ci ha messo in un disastro totale. Non so se sapete cos'è successo quando Adamo ha peccato. L'uomo è entrato in uno stato di depravazione totale. No, questa è proprio la dicitura della teologia. L'uomo è entrato in uno stato di depravazione totale, ovvero l'uomo era completamente ingiusto, completamente sbagliato, completamente peccatore. E in questo piano meticoloso di Dio ha dovuto far sì che l'uomo, da questo stato in cui non poteva esserci salvezza, in cui era completamente, no, come dice Paolo, non c'è un giusto neppure uno su tutta la terra, e da questo stato qua Dio ha dovuto fare in modo che noi uomini potessimo raggiungere la santità. No, questa parola che è quasi impossibile da raggiungere la santità, però attraverso il sacrificio di Gesù sta scritto in Ebrei 10 che noi possiamo raggiungere la santità. Perché se prima di Gesù venivano fatti dei sacrifici, no? Sapete, quando una persona peccava prima della venuta di Gesù, perché il suo peccato fosse perdonato, diciamo così, doveva uccidere un animale. Ma quel sacrificio di quell'animale non poteva sì perdonare quella persona in quel momento, ma non poteva rendere santa quella persona, no? E in Ebrei 10 c'è scritto che attraverso il sacrificio di Gesù invece sì, perché quello che era nell'Antico Testamento non poteva rendere perfetti noi uomini, no? Attraverso quel sacrificio, ma il sacrificio di Gesù attraverso la sua grazia ci può rendere perfetti. Un'altra cosa che è successa quando Adamo ha mangiato quel frutto, no? È stato che noi saremmo dovuti passare tutti quanti per un giudizio universale terribile, tipo quello
tipo quello di Noè, no? Col diluvio, qualcosa di disastroso, eppure attraverso il sacrificio di Gesù, come abbiamo detto prima, noi possiamo essere giustificati nel giudizio finale, e per noi sarà un giudizio che ci porterà a vivere l'eternità insieme a Lui. Insomma, sono successe tantissime cose quando Adamo ha fatto quel disastro, e a partire da quello Dio ha dovuto inventarsi questo piano perfetto per far sì che noi potessimo raggiungere la salvezza, no? Quando Adamo ha peccato, noi ci siamo separati da Dio. L'uomo ha vissuto in uno stato di separazione da Dio, ma attraverso il sacrificio di Gesù lo Spirito Santo oggi può vivere dentro di noi, e quando vive dentro di noi ci dà un certificato di adozione, così che noi possiamo chiamare Dio Abba Padre, no? E quindi chiamandolo così noi siamo ricollegati, non siamo più separati, ma abbiamo di nuovo questo rapporto di padre e figlio. Insomma, Dio ha fatto tutto questo piano che veramente non c'è nessuno che potesse fare un piano del genere, soltanto che per fare questo piano sono serviti alcuni processi, no? E uno di questi processi noi lo vediamo proprio nel sacrificio di Gesù, che si divide in 4 parti. La teologia parla di 4 parti. La prima parte è quella della sostituzione, la seconda parte è quella della resurrezione, la terza parte è quella della riconciliazione, e l'ultima parte, no, di questo processo è quella della redenzione. E come so che non ve lo immaginereste mai, ma quello di cui volevo parlarvi oggi è questa prima parte di questo processo, che è la sostituzione, come ho appena detto, no? E quello della sostituzione non è semplicemente, secondo me, una parte di questo processo, ma è un vero e proprio miracolo, come c'è scritto qua dietro di me. Io lo chiamerei il miracolo della sostituzione. Che cos'è questa sostituzione? Noi vediamo per la prima volta questo miracolo della sostituzione nel libro del Levitico, quando dovevano offrire dei sacrifici affinché, come ho detto prima, i peccati delle persone potessero essere perdonati. Diciamo così, una persona commetteva un peccato, andava dal grande sacerdote e gli portava un capretto, un montone, un uccello, dipende da quale peccato avevi commesso, no? E quando gli portava questo animale, la persona che aveva commesso peccato metteva la sua mano su questo animale, e mettendo la sua mano su questo animale lui trasferiva il suo peccato all'animale. Ora la persona non aveva più peccato, ma l'animale aveva peccato al posto suo. Okay? L'animale non era peccatore, ma caricava il peccato di quella persona. Questa è la legge della sostituzione, ovvero il capretto sostituiva l'uomo. Dopodiché il sacerdote uccideva il capretto e l'uomo era salvo, non era più peccatore. E noi vediamo molto chiaramente la legge della sostituzione compiersi in Gesù, e la vediamo in 2 versetti emblematici che ci sono nel libro di Isaia, il capitolo 53. Il versetto 4 e il versetto 5 dicono così: tuttavia erano le nostre malattie che Lui stava portando, erano i nostri dolori quelli di cui Lui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Eppure Egli era stato trafitto a causa delle nostre colpe, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui ora noi abbiamo pace è ricaduto su di Lui, e per mezzo del suo dolore noi siamo stati guariti. Questo è il miracolo della sostituzione che noi vediamo in Gesù. Gesù si è sostituito a noi quel giorno su quella croce. Noi saremmo dovuti salire, quello era il nostro posto. 2000 anni fa non doveva esserci Gesù messo così, ci doveva essere Fabio messo così, per tutti i peccati che ha commesso nella sua vita e per quelli che ancora commetterà. Ci doveva essere Singh messo così, ci doveva essere Raphael,
e anche Jefferson. Tutti quanti noi dovevamo essere messi così su quella croce, ma Gesù si è sostituito a noi. Ha fatto scendere noi, Lui è salito al nostro posto, eppure non essendo peccatore, perché Lui non era peccatore. Una cosa che mi fa impazzire, no, di queste leggi mosaiche è che quando una persona portava l'animale da sacrificare al sacerdote, la persona era peccatrice, no? Ma il grande sacerdote non è che stava lì a guardare la persona, com'era, quali peccati aveva commesso, come il sommo sacerdote guardava l'animale e diceva: questo animale non ha difetti, allora sì, puoi usare questo, affinché l'animale potesse prendere su di sé le nostre colpe, no? Potesse sostituirci, non doveva avere difetti. E Gesù non aveva difetti, Gesù era perfetto, Gesù è il figlio di Dio, o anzi Gesù è lo stesso Dio. E nonostante questo Lui ha preso ogni nostro peccato, ogni nostra colpa, e il dolore che Lui ha sofferto, che noi avremmo dovuto soffrire, ci ha liberati dalla morte eterna per darci la vita eterna. Questo è il miracolo della sostituzione. Ma non voglio solo farvi una lezione di soteriologia, di teologia oggi, voglio vedere in che modo questo miracolo della sostituzione oggi può avere un qualche effetto per le nostre vite, oggi, proprio oggi nella nostra vita, perché dobbiamo sapere che la sostituzione che Gesù fa per noi non è soltanto quella che Lui ha fatto quel giorno su quella croce, ma in tutta la storia biblica noi vediamo Gesù sostituirsi a persone, e fino a oggi noi possiamo vedere Gesù che si può sostituire a ognuno di noi quando noi abbiamo necessità. Penso che tutti quanti voi conosciate un episodio della Bibbia in cui Mosè, a capo del popolo di Israele, esce dal paese d'Egitto, solo che a un certo punto durante questa sua camminata in mezzo al deserto si ritrova davanti al Mar Rosso, no? E dietro di loro stanno arrivando il faraone, il re d'Egitto, con 600 carri da guerra, e su ogni carro non c'erano soldati, c'erano i migliori capitani del regno d'Egitto. E quando a un certo punto il popolo si trova che davanti c'è il Mar Rosso e dietro c'è questo esercito, il popolo comincia a lamentarsi con Mosè, a dirgli: Mosè, ma non c'erano abbastanza tombe in Egitto che ci hai portato a morire qua nel deserto? Mosè allora dice: non abbiate paura, non temete, perché il Signore oggi ci darà una grande liberazione. Il Signore combatterà per noi e noi ce ne staremo tranquilli. Questa è una sostituzione che Gesù può fare nelle nostre vite. In quel preciso istante Gesù, lo Spirito Santo, un angelo, l'angelo di Dio, ci dice la Bibbia, si volge contro l'esercito egiziano e diventa un muro davanti al popolo egiziano, affinché il popolo egiziano non possa colpire il popolo di Israele. E dall'altra parte lo Spirito Santo inizia a far alzare un vento nel Mar Rosso e il mare comincia a dividersi finché non c'è soltanto terra asciutta, e c'è scritto che da una parte e dall'altra questo mare era diventato come un muro d'acqua, e il popolo di Israele iniziò a camminare sulla terra asciutta dentro il Mar Rosso. Quando poi il popolo egiziano, l'esercito, iniziò ad inseguire Israele in mezzo al Mar Rosso, lo Spirito Santo, quest'angelo del Signore, che probabilmente è lo stesso Gesù, ruppe, tolse le ruote dei carri del faraone. I carri del faraone si fermarono in mezzo alla terra asciutta, e dopo di questo il mare si richiuse su di loro. Il miracolo della sostituzione è un miracolo che ancora oggi può esistere nelle nostre vite quando noi affrontiamo le nostre battaglie. Quando noi affrontiamo le nostre battaglie, lo Spirito Santo, Gesù stesso,
può sostituirsi a noi per combattere quelle battaglie. Gesù stesso ci dice: ehi, oggi io combatterò per te e tu te ne starai tranquillo. Io non lo so quali sono le battaglie che tu stai affrontando, ma so che ognuno di noi affronta battaglie ogni giorno della nostra vita. Ma quello che ci dice Gesù questa sera è che c'è un miracolo, che è quello della sostituzione, attraverso il quale Lui può prendere il nostro posto in queste battaglie. Lui può prendere il nostro posto e combattere per noi. Non abbiate paura, non temete. Questo è il segreto per riuscire a far sì che questo miracolo della sostituzione avvenga nelle nostre vite. Non temete, fidatevi di colui che può vincere quelle battaglie. Non abbiate paura, fidatevi di colui. Puoi dire alla persona vicina a te: non avere paura. Forse la persona vicina a te sta passando per una battaglia. Puoi dire a lei: non avere paura. Sapete, è facile tante volte dire a qualcuno non avere paura, no? Però la paura poi non passa così facilmente, no? Io ho paura di qualcosa, io ho paura di un sacco di cose. Delle cavallette, ad esempio. È biblico avere paura delle cavallette, quindi non c'è da prenderci in giro, è biblico. Ma c'è un modo affinché noi possiamo vincere le nostre paure. C'è un modo. C'è un'illustrazione molto, molto conosciuta, molti di voi l'avranno sentita centinaia di volte, ma è molto specifica per farci capire in che modo vincere le nostre paure. È la storia di un aereo, no? Che sta passando in mezzo a una turbolenza molto molto forte. E immaginatevi, no? Quasi tutti voi avete già preso un aereo. E immaginatevi durante questa turbolenza si accendono tutte le luci, le maschere che cadono, le persone iniziano a urlare, tutti hanno paura, no? E in questo aereo però c'è una bambina che durante tutto questo non ha paura. L'aereo continua ad andare avanti, la turbolenza passa e alla fine di questa esperienza, no? Le persone vanno da questa bambina e gli dicono: ma com'è possibile che in mezzo a tutto questo tu non hai avuto paura? E la bambina risponde: no, io non ho avuto paura perché mio papà è il pilota dell'aereo. Ovvero la bambina si fidava del pilota. C'è un modo in cui noi possiamo non avere paura o possiamo sconfiggere le nostre paure: attraverso la fiducia. Mi ricordo quando ero andato al mare qualche anno fa, ero andato con i miei fratelli, c'era mio papà, avevamo portato anche Benjamin che era piccolino, aveva 3 anni mi sembra. A un certo punto abbiamo deciso di andare in acqua e io stavo nell'acqua bassa con Benjamin, no? Perché una delle cose di cui io ho paura è l'acqua, quindi non mi sarei neanche azzardato ad andare più in là. Tant'è che quando andiamo a fare i battesimi dico sempre alle persone: se state per cascare non attaccatevi a me perché io ho più paura di voi finché entriamo dentro là. Capito, Guglielma? Mi raccomando, mi attacco io a te. Io ho molta paura dell'acqua, quindi io stavo lì abbastanza a riva con Benjamin. Poi a un certo punto mio papà ha preso Benjamin per portarlo nell'acqua alta e Benjamin ha cominciato a avere paura, a piangere, a urlare, no? E ha cominciato a dire: posso andare ma solo se vado in braccio a mio papà. Logicamente io dicevo: non è una buona idea, no? Perché io ho più paura di te, quindi... Ma questo soltanto per... Io l'ho preso, l'ho portato un po' in là, no? Finché non è che sono andato troppo in là, perché... Però lì non ha avuto paura, no? E questo semplicemente per dirci che quando noi ci fidiamo della persona che ci tiene abbracciati, quando noi ci fidiamo della persona a cui diamo la mano, quando noi ci fidiamo della persona che pilota il nostro aereo, che guida la nostra vita, allora lì le paure possono svanire e lì possiamo vivere questo miracolo della sostituzione. Quando noi abbiamo fede in colui che può vincere le battaglie al nostro posto, noi lasciamo che sia lui a combattere la battaglia. Penso che tutti quanti noi, come ho detto, abbiamo combattuto tante battaglie. Io, durante la mia camminata cristiana, una delle battaglie più difficili che ho combattuto è stata la battaglia contro i vizi. Io pensavo di poter vincere questa battaglia da solo, no? E cercavo di smettere di fare cose, poi ci ricascavo e poi smettevo e poi ci ricascavo, e è stata una vera sofferenza per molte persone,
finché un giorno non ho deciso basta, io devo veramente smettere. E quel giorno ho lasciato questa battaglia nelle mani di Dio. Sapete, io avevo anche un po' paura, io mi sentivo un po' come il profeta Giona, no? Se vi ricordate la storia, perché da un certo punto di vista non volevo veramente smettere, dall'altro volevo veramente smettere, no? Come Giona, so che se chiedo aiuto a Dio, Dio mi farà smettere di sicuro, no? Come diceva Giona, Dio so che se mi mandi a predicare io evangelizzerò tutto quel popolo, no? Ma non voglio evangelizzarlo, voglio che muoiano. Io ero così, no? Finché un giorno ho detto veramente devo smettere, no? E ho chiesto aiuto a Dio, ho lasciato che Lui combattesse quella battaglia e ho detto Dio, se cercherai di farmi passare il desiderio non ce la farai perché a me piace troppo. Se cercherai di percorrere questa strada non ce la farai perché io l'ho già percorsa, no? Da un giorno all'altro durante un po' di tempo Dio ha tolto da vicino a me ogni persona che mi invogliava a praticare quel vizio. Da un giorno all'altro ho visto sparire, ma non perché io volessi, i migliori amici di una vita da vicino a me, perché Dio ha permesso che ha vinto questa battaglia al posto mio. Io ho messo Lui alla guida del mio aereo, io ho messo Lui alla guida della mia vita, io ho fatto questa preghiera e Dio ha fatto in modo che quella battaglia potesse essere vinta. Legge della sostituzione. Dio ha combattuto al posto mio e io me ne sono stato tranquillo. Qualunque sia la battaglia che tu stai affrontando oggi, che sia contro vizi, che sia contro peccato, che sia contro l'istituzione italiana, la diplomazia, contro qualsiasi cosa che oggi sta minacciando la tua vita, che sta infastidendo la tua vita, qualsiasi sia la tua battaglia, c'è un miracolo attraverso il quale Dio può prendere il tuo posto e vincere quella battaglia al posto tuo. E ciò che tu devi fare affinché questo avvenga è non avere paura. Dai la tua vita, dai la tua battaglia nelle mani di colui che solo è in grado di vincerla. Non solo questo, Dio può prendere il nostro posto in mezzo alle afflizioni, in mezzo ai dolori, in mezzo alle preoccupazioni. Prima Pietro, capitolo 5. Pietro dice così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Qualsiasi preoccupazione, qualsiasi afflizione, qualsiasi dolore che tu oggi stai passando, c'è un miracolo chiamato il miracolo della sostituzione, attraverso il quale Gesù può vivere quel dolore al posto tuo, attraverso il quale Gesù può vivere quell'afflizione al posto tuo. Non avere paura a chiedere, Lui si prende cura di te. Quando noi riconosciamo che Dio non è semplicemente un essere lassù in cielo, lontano, in mezzo alle stelle, ma che Dio è il nostro Padre, ci sarà facile capire quanto Lui si può prendere cura di noi. C'è una parabola, la vedova e il giudice iniquo, no? Una parabola che racconta Gesù, non so se ve la ricordate. C'è questa vedova che ha questa causa e va da questo giudice iniquo a chiedergli vittoria, no? Su questa causa, e va una volta il giudice iniquo significa ingiusto, no? Questo giudice ingiusto gli dice: no, io non voglio avere niente a che fare con te, vedova. E la vedova va di nuovo: giudice, ti prego, no, vai via. E la vedova va di nuovo: giudice, ti prego, ho bisogno di vincere questa causa. No, non voglio sapere niente di te, sei brasiliana, non vogliamo brasiliani in Italia. Quanti hanno già sentito questo in questura? Insomma, c'è questo giudice che non vuole darla vinta a questa vedova, no? Ma la vedova va così tanto che alla fine il giudice si stufa, e per quanto è stufo di vedere questa vedova gli dice: va bene, dai, ti firmo la causa, l'hai vinta, ciao, non farti mai più vedere. E Gesù racconta questa parabola in cui molti purtroppo, no? Scambiano questo giudice per Dio.
dicendo se tu vai e continui a pregare, Dio ti darà la vittoria. Ma chiaramente questo giudice non può essere Dio, che Dio non è ingiusto, Dio non è iniquo. Con questa parabola semplicemente Gesù ci sta dicendo: se anche un giudice ingiusto alla fine, dopo tempo di preghiera, ti dà quello che vuoi, non pensi che tuo Padre te lo darà molto più semplicemente? Quando tu stai vivendo qualche afflizione, qualche preoccupazione, momenti di ansietà, momenti di depressione, momenti di dolore, Gesù ti dice: getta su di me le tue preoccupazioni, perché io mi prendo cura di te. Io vivrò queste preoccupazioni al posto tuo. Io vivrò queste afflizioni, io vivrò questo dolore al posto tuo, e tu te ne starai tranquillo, perché io ho cura di te. Ci alziamo in piedi, chiamo il gruppo di lode qua, stiamo per terminare. Anche per vivere questa parte della legge della sostituzione, attraverso la quale noi possiamo vedere che Gesù può prendere su di sé il nostro dolore, le nostre preoccupazioni, c'è un segreto. Se per vedere Gesù vincere le nostre battaglie noi dobbiamo fidarci di Lui, non dobbiamo temere, dobbiamo avere fiducia in colui che può vincere le nostre battaglie. Qua l'Apostolo Pietro ci rivela un segreto per far sì che noi possiamo gettare su di Lui le nostre preoccupazioni e farle vivere a Lui al posto che a noi. Come ho letto prima, Pietro scrive così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Questa parola umiliatevi è la stessa parola di piegatevi sotto la potente mano di Dio. Se noi vogliamo far sì che questa legge della sostituzione possa prendere vita, di questo miracolo della sostituzione possa prendere vita in noi, noi dobbiamo imparare a piegarci davanti a Dio, dobbiamo imparare a inginocchiarci davanti a Dio, dobbiamo imparare a umiliarci davanti a Dio, dobbiamo riconoscere che senza di Lui noi non possiamo niente. Prima ho citato quel versetto di Romani 10 in cui, che solitamente diciamo nell'appello, no? Solitamente quando facciamo l'appello diciamo: se tu vuoi oggi accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore, allora vieni qua davanti. Ma questo versetto non recita proprio così. Questo versetto dice che colui che avrà dichiarato con la propria bocca, confessato con la propria bocca che Gesù è il Signore della sua vita e avrà creduto nel suo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, avrà vita eterna, sarà salvato. Non dice la parola Salvatore, anche se è implicito, anche se è giusto riconoscere Gesù come nostro Salvatore. Questo versetto sottolinea solo e unicamente la parola Signore. Lui è il nostro Signore e è questo che noi dobbiamo dichiarare. Se noi vogliamo vivere questo miracolo attraverso il quale Gesù può farsi carico di ogni nostra battaglia, di ogni nostro dolore, di ogni nostra preoccupazione, di ogni nostra afflizione, come prima cosa noi dobbiamo riconoscere che Lui è il Signore della nostra vita, che Lui è Signore sulla nostra vita, che Lui è Re sulla nostra vita, che Lui è Re sul nostro oggi, che Lui è Re sul nostro domani, che Lui è Re su ogni cosa che noi abbiamo e che Lui è Re su ogni cosa che noi facciamo, che Lui è Re sul nostro futuro, che Lui è Re sulla nostra casa, che Lui è Re sul nostro relazionamento all'interno della nostra famiglia, che Lui è Re su ogni cosa della nostra vita, che Lui ha il controllo di tutto. E per questo motivo noi ci inginocchiamo, ci pieghiamo e ci umiliamo davanti a Lui, lasciando che Lui possa prendere su di sé la nostra vita
caricare le nostre afflizioni, le nostre preoccupazioni e le nostre battaglie e darci la vittoria oggi, domani e ogni giorno che invocheremo il suo nome. Amen. Amen. Puoi glorificare il nome di Dio, puoi glorificare il nome del tuo Signore, puoi dichiarare che Lui è Signore sulla tua vita. Qualsiasi sia la tua battaglia, qualsiasi sia il momento di difficoltà che tu stai passando, qualsiasi sia il dolore che tu stai passando, hai un Re che è pronto a scendere dal cielo e subire al posto tuo ciò che tu stai subendo. Hai un Re che è pronto a scendere dal suo trono e vincere per te ogni battaglia che tu stai combattendo. Allora possiamo dare gloria a questo Re che fa tutto questo per noi, perché Lui si prende cura di noi. Amen. Diamo un grande gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al Re. Gloria al Re. Gloria a colui che può. A colui che può rendere la nostra vita migliore. A colui che può darci soddisfazione. A colui che può vincere al posto nostro, a colui che ci fa stare tranquilli, a colui che carica su di sé ogni dolore, a colui che ci dà la vita eterna. Amen. Non vedo cosa c'è davanti a me, io di te mi fido. Dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. È buio intorno a me, il vento è forte, ma tu non mi lasci. Tu puoi dichiarare: tu non mi lasci, Signore, tu non mi lasci. La notte è lunga, la notte è lunga, ma il giorno arriverà, la tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che dammi un cuore che non c'è. Dammi un cuore
Ah, Signore, 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 Tu sei qui. Sappiamo che Tu sei un Dio fedele, un Dio che non ci lascia, che non ci abbandona in mezzo alle nostre difficoltà, ma un Dio che ci porta oltre i nostri limiti, un Dio che molte volte ci sostituisce nelle nostre battaglie, ci sostituisce nelle nostre sofferenze, così come ha accettato di sostituirsi a noi sulla croce. Oggi Lui si accetta di sostituirsi a te nelle tue battaglie. Tu sei fedele, Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Dichiara questo con tutto il tuo cuore. Tu sei fedele, Gesù. Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Oltre tutti i miei limiti, Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Porti oltre, Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Oltre tutti i miei limiti, Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Oltre tutti i miei limiti, Gesù, Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Oltre tutti. questo è il nostro Dio. Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Oltre tutti i miei limiti, Signore, dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme. Guidami, dammi un cuore che perdona, una fede che continua. Santo Spirito, dammi un cuore che non cede, guidaci, Signore, dammi un cuore che perdona. Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Portami oltre i miei limiti, Gesù. Tu sei fedele, non mi lasci. In mezzo alla battaglia Tu sei con me. Tu sei fedele, non mi lasci, Tu sei fedele, Tu mi porti. Anche se non ti vedo io ti sento. Tu sei fedele, non mi lasci. Dichiara solo la Chiesa. Tu sei fedele, non mi lasci. Ricevi tutta la gloria, Signore. Tu sei fedele, non mi lasci. Oh Signore, Spirito Santo.
Tu sei fedele, non mi lasci. Qualsiasi cosa tu stia passando oggi, sappi che il nostro Dio è un Dio giusto. Il nostro Dio non permetterà che tu sia tentato oltre le tue forze. Il nostro Dio non ci dà niente che noi non possiamo sopportare. Quindi se oggi tu sei in mezzo a qualche difficoltà, è un processo di Dio perché tu sia approvato davanti a Gesù. Lui è fedele, non ti lascerà, ma ti farà passare oltre al mare. Lui aprirà un cammino dove non c'è una strada. Lui aprirà le acque per farti passare asciutto. Questo è il nostro Dio, questa è la fedeltà del nostro Dio. Un Dio che ci porta oltre i nostri limiti. Signore, dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami, oh Gesù. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere che tu sei con me, Gesù. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami, dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Forse qualcuno ci sarà rimasto un po' male, no? Per la testimonianza che ho raccontato prima riguardo ai miei vizi, perché ho detto che l'agire di Dio per farmi vincere quella battaglia è stato togliere da vicino a me tutti i miei migliori amici, tutte le persone che mi portavano a vivere in un determinato modo. E forse no, qualcuno potrebbe dire, caspita, ma forse Dio ti ha fatto più perdere che vincere, no, questa battaglia, togliendoti tutte le più grandi amicizie. Eppure nella stessa misura con cui Dio mi toglieva quelle amicizie, Dio mi stava dando vere amicizie in questo luogo, vere amicizie reali che durano fino a oggi. Amicizie non di migliori amiche, di amici, amicizie di veri amici, persone che ti aiutano, persone che mi aiutano, che mi hanno rialzato, che mi hanno confortato, che mi hanno fatto andare avanti, che mi hanno fatto crescere nella grazia e nell'unzione del nostro Signore. E tutto questo perché Dio si è preso cura di me. Allo stesso modo Dio si prende cura anche di te. E forse oggi tu sei venuto qua proprio per sentire queste parole. Per questo io voglio invitarti ancora una volta, girati verso la persona vicino a te, sii una voce di Dio, sii una voce profetica in questo momento e di a questa persona: Dio si prende cura di te. Lui si sta prendendo cura di te. Amen. Lui si sta prendendo cura di te. Facciamo un applauso a questo Dio che si prende cura di ognuno di noi, perché Lui è Signore, perché Lui è il migliore amico, perché Lui è il Salvatore, perché Lui è Abba, Padre. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci. Stiamo andando verso la fine della nostra serata. Io credo che Dio abbia seminato qualcosa nel cuore di ognuno di noi questa sera,
che l'azione sovrannaturale del suo Spirito è stata qua presente in mezzo a noi e soprattutto dentro di noi. Ma prima di finire questa serata abbiamo alcune cose ancora da fare, poi daremo gli avvisi, non so se ci saranno compleanni da festeggiare. Prima di tutto questo volevo fare un momento un po' serio, no? Con voi, che è il bellissimo momento che tutti voi aspettate per sempre, 1:45 di culto, che è le decime e le offerte, no? So che tutti quanti voi state aspettando questo momento, passate la predica così con la busta della decima in tasca, pronti a tirarla fuori nel momento. Ma come abbiamo scritto, no? Anche sui gruppi della Chiesa, oggi vogliamo fare un momento un po' particolare, quindi faremo le decime, faremo le offerte. Se Edoardo vuole venire a portare l'offerta danzando come l'altra volta, è benvenuto. Vogliamo vedere anche Maimuna e Goya danzare, ma in questo momento, come abbiamo scritto, chi ha portato la sua offerta per la Chiesa la può dare, chi ha portato la sua decima per la Chiesa la può dare. Qua c'è la nostra scatola, il grande gasofilassio. Là dietro c'è la missionaria Katia col POS, tu che fai la tua offerta con la carta, col bancomat. Oggi però stiamo raccogliendo anche delle offerte, no? Speciali per la famiglia di William, Nora, Nicole. Là dietro ci sono delle buste, okay, particolari. Chi vuole fare la sua offerta per loro, per le spese che devono passare in questo tempo difficile, no? Per la loro famiglia, per la perdita del fratello di William. Può prendere la busta là col diacono Paolo. Se volete fare un'offerta per la famiglia di William col POS, loro avranno da sostenere adesso delle spese per portare la salma in Perù. Abbiamo scritto anche la cifra, che è molto elevata, non la voglio ripetere qua per motivi insomma anche di privacy. Comunque chi vuole fare la sua offerta può farla anche col POS, poi tutti i soldi fino all'ultimo centesimo saranno destinati alla famiglia di William. Anzi, chiederò subito poi di andare a separare i soldi per già entro la fine del culto poter consegnare questa offerta. Vi chiedo anche una cosa, no? Finché portate la vostra offerta, sia che sia per la Chiesa, sia che sia per William, sia che non la portiate, in questo momento finché la lode suona, passate da William, passate da Nora, passate da Nicole, chi non l'ha già fatto, ma anche chi l'ha già fatto, date un abbraccio a questa famiglia. Amen? Facciamo sentire quantomeno che anche qua c'è una famiglia che li abbraccia non soltanto in spirito. Amen. Preghiamo per le nostre offerte, per le nostre decime. Signore Gesù, in questo momento, Signore, noi portiamo a Te, Signore, le nostre offerte, le decime, Signore, per il mantenimento della Tua casa, e questa sera, Signore, in un modo speciale, anche per dimostrare, Signore, quanto noi vogliamo essere uno in Cristo. Ti prego, Padre, che queste nostre offerte possano salire a Te, Signore, come una nostra adorazione, Dio, che ciò che c'è nel nostro cuore, ciò che abbiamo gioia di portare, è quello che oggi noi veniamo a dare a Te, Padre. Che ciò che è per costrizione, per forza, che oggi possa restare nella nostra tasca, perché Tu ami un donatore gioioso. Benedici ogni offerta, benedici ogni decima, il modo in cui saranno usate, che sia per il meglio, Signore, per la Tua opera, e benedici ogni famiglia qua rappresentata. Noi ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu
fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre. Tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non teme, dammi un cuore che guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Amen. Amen. Diamo un po' di avvisi per le prossime settimane. Dopodiché andiamo verso la fine del nostro adorarti. Allora domani, possiamo dirlo oggi, Gilson? Oggi possiamo dirlo? Domani Cinefusion! Tutti i giovani, teens sono invitati domenica 21 luglio, che sarebbe domani esattamente, domani, vero? Sì. Domani alle ore 4, è dietro le sedie, non si vede ma c'è scritto 4, alle ore 4 qua in chiesa ci sarà il primo Cinefusion, quindi acquistate il vostro biglietto con Tainara per chi non l'abbia già fatto, ok? Ci saranno popcorn, patatine e quant'altro per essere veramente al cinema a vedere un bel film. Un bel film evangelico. Non temete, non faremo vedere ai vostri figli King Kong contro Godzilla. Sarà un bel film evangelico. Dopo di questo, iscrizioni aperte al discepolato, siamo ormai verso la fine. Inizieremo il discepolato nella prima settimana di agosto, ok? Da lì saranno 4 settimane per poi arrivare pronti, preparati ai battesimi. Abbiamo diversi candidati già per il battesimo, ci sono persone che vogliono fare il discepolato soltanto magari intanto per capire un po' di più, perché come abbiamo detto il discepolato non è soltanto per coloro che si vogliono battezzare, ma è anche per tutti coloro che vogliono capire un po' meglio che cos'è il battesimo, perché mi dovrei battezzare, sono già stato battezzato in chiesa cattolica, perché mi devo ribattezzare, forse sì, forse no. Ve lo dirò nel discepolato che inizierà nella prima settimana di agosto, quindi sono gli ultimi giorni per iscriversi, ok? Prossimo avviso, be brave! Alleluia. Allora, domenica prossima alle ore 16:30 qua in chiesa avremo il nostro Be Brave, perdone. Abbiamo un culto al mese, questo mese sarà domenica pomeriggio. Il nome di questo Be Brave è là a tavola, non so se capirete perché, ma venite a partecipare, però noi chiediamo la prenotazione perché
perché noi abbiamo bisogno di fare tutto con molta eccellenza e sapere quante persone saranno presenti. So che stanno mancando tante donne oggi, e se tu sai di qualcuno che sta mancando oggi, tu scrivi un messaggino domani e dici: guarda, tu sei già iscritto a Be Brave, se non sei iscritto iscriviti. Noi abbiamo già 45-47 donne, però noi potremmo arrivare a 70 donne. Amen? Amen. Ci sono donne qua che so che non sono iscritte ancora, ma invito a tutti i visitanti, anche è totalmente gratuito, è un evento per donne, però dopo venite a parlare con me per prenotare, prenotiamo insieme, facciamo insieme, sarà un momento molto molto speciale insieme con le donne. Ma è gratis! È gratis! Vabbè, invoglia di solito la parola. Allora, no, per chi non lo sa, si deve vestirsi di verde, tutte le tonalità di verde o bianca. La Vanessa è venuta oggi con i colori per farvi vedere quali sono i colori da venire. O tutta verde potete venire, o tutta bianca, o verde bianco. Potete scegliere. Ok, prossimo avviso. Wow, allora abbiamo già avvisato la settimana scorsa. Vai, potete fare un potete farlo. Avete la libertà di fare un Anche l'applauso, libertà per l'applauso, vai, applauso. Allora, da mercoledì 31 luglio, anzi per l'esattezza proprio mercoledì 31 luglio, cominceranno alle ore 8 di sera i nostri primi in casa, no? Avremo queste 5 zone coperte, quindi a Cadi David lì in casa, che si chiamerà La Via del presbitero Giacomo e sua moglie Catrini. A Ronco all'Adige, casa di adorazione Wellington e Renata. Oggi non c'è, però lo diciamo. Al Saval, Ponte di Gioia, Anderson e Grace. A Bussolengo, Rinascere col diacono Paolo e Geula. E a Porto San Pancrazio, Shalom con Goia. Ok, quindi se non siete già stati inseriti in qualche gruppo di WhatsApp che vi hanno già contattato, magari questi leader di in casa, guardate la zona che potrebbe essere più vicina a casa vostra, andate a cercare questi leader alla fine del culto, durante la settimana, per farvi mettere nel loro gruppo, così che il 31 luglio potrete essere pronti e tutti quanti invitati al primo in casa ufficiale della nostra chiesa. Amen? Ok. Sono finiti gli avvisi? Sì? Molto bene, molto bene. Stiamo aspettando in realtà ancora i nostri tesorieri di oggi. Soltanto a titolo informativo, c'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Tipo le palle del Far West che sai. Ok, molto bene che non ci sono i tanti auguri. Allora, per terminare la nostra serata, no, oggi magari non la termineremo in un modo così gioioso, però vorrei invitare qua William e anche Nora e Nicole. William? Anche se ci possiamo alzare in piedi, no? In questo momento ormai stiamo per terminare. Potete salire. Ok. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento per le loro famiglie. Vogliamo consegnargli questa piccola offerta. Non ho idea di cosa ci sia qua dentro, però penso che sia il cuore di questa chiesa. E abbiamo detto fino all'ultimo centesimo, se ci sono monete, tutto quello che c'è, buttate dentro. Prego. Amen. Possiamo fare una preghiera per voi?
Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo mettere questa famiglia davanti a Te, Signore, il loro cuore in questo momento, Signore. Padre, loro non aspettavano questa notizia, Signore, ma io credo che il Signore veda avanti da ogni cosa che noi possiamo vedere. Padre, oggi noi non possiamo dire parole che guariranno il loro cuore, ma noi sappiamo che noi serviamo un Dio che può colmare questo vuoto che ha lasciato nel loro cuore. Padre, benedici la vita di Nicole, benedici la vita di Noora, benedici la vita, Signore, del nostro fratello William. Padre, che loro possano capire, Signore, e continuare, Signore, la loro camminata verso, Signore, la loro vittoria, Signore. So che nei giorni difficili, Signore, è difficile di vedere la nostra vittoria, Padre, ma, Signore, tu hai un percorso grandioso per loro. Hai un percorso, Signore, grandioso tramite la vita di questa famiglia, Padre. Loro sono una benedizione nelle tue mani. Loro sono, Signore, frecce nelle tue mani. E Padre, ogni cosa, Signore, che venga a segnare il loro cuore in questo momento, Signore, ogni parola che il nemico starà dicendo, ogni cosa, Signore, che viene rivolta contro loro, Signore, noi schiacciamo via nel nome di Gesù. Signore, metti la tua pace nel loro cuore in questo momento. Metti, Signore, il tuo abbraccio a loro, Signore, e la tua direzione per la vita loro, Signore. Spirito Santo, guida ogni passo, Signore, del fratello William, Signore. Fallo capire, Signore. Parla con lui, Signore. Fallo capire, Signore, quello che sta vivendo in questo momento. Fallo capire in questa famiglia, Signore, quello che stanno vivendo, Padre. Noi siamo qua come Chiesa per dire che noi siamo uno in Cristo con loro. Noi siamo qua come Chiesa per abbracciare il loro dolore. Noi siamo qua come Chiesa, Signore, per abbracciare il loro cuore in questo momento, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Ma soltanto il Signore può arrivare al loro cuore, ma soltanto il Signore può guarire questa sera, Padre. E questo noi ti chiediamo, Signore, prendi cura di questa famiglia, Padre. Prendi cura del loro percorso, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Fratelli, prendiamo la benedizione apostolica in questo momento, poi c'è un comitato di uomini pronti a ricevere William. La Bibbia ci dice, no, che c'è un momento per piangere, ci dice anche di piangere insieme ai nostri fratelli, quindi non lasciamo mai un fratello piangere da solo, che noi possiamo essere la forza oggi nella casa di William. Sappiamo che Gesù è la forza più grande, ma tante volte Gesù si usa anche del più piccolo di noi per portare una consolazione, un sorriso dove c'è tristezza. E quindi noi possiamo essere forza oggi per William, per Nora, per Nicole, per i nostri amici, per i nostri fratelli. Amen. Amen. Preghiamo perché Dio possa benedire le nostre vite allora. Signore Gesù, io ti prego, Signore, insieme a tutta questa Chiesa, affinché, Signore, questa settimana possa essere una settimana benedetta alla tua presenza, che possa essere una settimana di vittorie, perché tu, Signore, guiderai la nostra vita, che possa essere una settimana di gioia, perché tu, Signore, caricherai il nostro dolore. Noi vogliamo poterci fidare di te, Dio. Dacci, Signore, la forza, Signore, la fede per lasciare a te la nostra vita. Noi vogliamo poterci umiliare e piegarci davanti a te. Ricordaci ancora una volta che tu sei Signore e Re sulle nostre vite. Benedici, Signore, ogni famiglia, ogni casa qua rappresentata, che possa essere una settimana di gioia, una settimana di pace, una settimana di salute, una settimana di prosperità per tutti quanti noi. E che l'amore tuo, nostro Padre, che la grazia tua, Gesù Cristo,
e che lo Spirito Santo possano essere con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.